Il progressivo invecchiamento della popolazione sta provocando un grosso problema al mondo produttivo veneto. Tra il 2023 e il 2027 andranno in pensione più di 254.000 persone, il 12% dei lavoratori. Considerando che la crescita economica prevista in questo lasso di tempo dovrebbe generare 92.000 nuovi posti di lavoro, nel prossimo lustro il mercato del lavoro veneto richiederà 346.000 nuovi addetti. Secondo la CGIA di Mestre, l'incidenza più elevata di neopensionati sul totale del fabbisogno occupazionale sarà in agricoltura, quasi il 97%, nell'industria l'85% e nei servizi 65,8%. Nei prossimi anni anche in Veneto assisteremo a una forte diminuzione del numero dei giovani e un grande esodo di lavoratori verso la pensione. Tutto questo provocherà un impoverimento delle maestranze che penalizzerà le imprese dei nostri distretti produttivi. Nel manufatturiero l'esodo più significativo verso la pensione sarà nell'industria del mobile, quasi il 100%, in quello della carta e in quello del tessile e abbigliamento. Comunque, più in generale, nei prossimi anni tutti i principali settori del nostro Made in Italy rischiano di non poter più contare su una quota importante di maestranze di qualità e di elevata esperienza. Bisogna aprire con grande oculatezza gli stranieri e, senza costringere nessuno, in tempi ragionevolmente brevi aumentare il numero dei diplomati in materie tecniche e i laureati in quelle scientifiche, altrimenti rischiamo di subire un lento e inesorabile declino. Da tempo ormai gli imprenditori denunciano la difficoltà di trovare dipendenti, una difficoltà coperta solo in parte dall'arrivo degli stranieri, e la situazione pare destinata a peggiorare, non solo per effetto della denatalità, ma anche per la cronica difficoltà che ha il nostro paese ad incrociare la domanda e l'offerta di lavoro.